ragazzi. Ieri, anzi stamattina, mi hanno scritto degli amici, degli ex colleghi di lavoro che ieri si sono messi paura. Stavano facendo una fiera, diciamo, a Cefalù. Quindi stavano lavorando in effetti, quando verso le 10:30, cioè alle 22:20 più o meno, hanno avvertito una scossa di terremoto, quindi sono scappati dai banchi per la paura. Poi sono gazebbi in realtà. Quindi la scossa è avvenuta in Sicilia, diciamo tra le province di Messina, Palermo ed Enna, quindi è stata sentita diciamo in molti comuni come Cefalù, Mistretta, Cesarò, diciamo tutti questi comuni piccolini. I miei amici stavano a Cefalù per una fiera. Diciamo è stata sentita, ciao Anna, in tanti comuni piccoli della Sicilia in effetti. La scossa è stata di magnitudo 3,5. Ciao Maria. È avvenuta più o meno verso le 10:20 più o meno. I ragazzi stamattina mi hanno scritto che stavano già montando il banco. Ciao Marca. E hanno detto che si sono messi proprio paura. Dice siamo venuti qua per fare una fiera e si sono trovati in mezzo a sto terremoto. Meno male che devono fare fino a lunedì e poi se ne vanno a finale, perché le fiere diciamo durano 4-5 giorni, quindi diciamo loro incominciano stamattina che è giovedì, fanno giovedì, venerdì, sabato e domenica e montano il mercoledì. Quindi ieri sera stavano montando il banco diciamo dello street food. Quindi mentre montavano questo banco hanno sentito la terra muoversi sotto i piedi e quindi si sono messi paura. Poi a finale io mi sento quasi con tutti, quindi ci stanno amici in Finlandia, amici ma ovunque quasi. Quindi come quelli ieri di Torino che mi hanno chiamato a Pinerolo, quindi diciamo terremoti in tutta Italia, vedi? Torino, poi Sicilia, cioè a finale un po' ovunque diciamo. Quindi dopo la scossa di terremoto di ieri sera a Torino, a Pinerolo, ieri sera è di nuovo in Sicilia, anche se in Sicilia diciamo è più che normale, anche perché l'Etna è tutto, quindi in Sicilia è una cosa più che normale, diciamo così. Anche se i ragazzi, la verità, hanno detto speriamo che passano presto questi giorni. Loro sono a Cefalù a fare una fiera di street food, quindi sperano che fanno veloce veloce e se ne vanno. Di solito loro fanno il nord Italia, il centro Italia, difficilmente vanno a sud, anche perché queste cose gastronomiche funzionano più a centro-nord, diciamo. Diciamo che già a Palermo è difficile in effetti, anche perché a Palermo, ragazzi, voi conoscete bene, è la culla del mangiare, quindi già immagino la stigliola, io ci sono stato lì, quindi un pane con la meuza, i cannoli siciliani, quindi lavorare lì è un po' più difficile, però loro stanno con i formaggi, quindi hanno un banco diciamo del nord Italia, quindi sono prodotti che lì potrebbero andare benissimamente, poi dipende dalla fiera, ragazzi. Ci sono fiere che guadagni e fiere che non fai nulla. Non hanno prodotti locali, questo è poco ma sicuro, quindi potrebbero lavorare. Solo che ieri mentre montavano i banchi si sono messi paura. Meno male che non sono partito io, così ho evitato questa paura. No, ma sai che cos'è, Maria? Che io ho amici dappertutto, ora in tutta Italia ci sono amici che stanno facendo fiere per lavoro. Diciamo, io non ho fatto più questo mestiere perché non mi piace lavorare solo 4 giorni o 3 giorni a settimana, capisci? Di solito si lavora il giovedì e la domenica. Cioè non vale la pena, capisci? Prendi il treno, sali, scendi, vai a Torino, prendi il camion, vai. Al finale i soldi che ti danno se ne vanno, quindi non mi conviene. Allora, se era una cosa fissa, allora a me conveniva, perché pagano bene, li pagano 80 euro al giorno, vitto e alloggio. Sì, sì, però
Giustamente poi io devo andare a Torino, prendere il treno, scendere a Salerno. Mi costa un minimo, se voglio sparagnare, risparmiare, diciamo, 50-60 euro. E 50-60 euro a salire e scendere sono 120 euro. Faccio 3 giorni, non vale la pena, capisci? Quando capitano invece fiere buone, diciamo 20 giorni consecutivi, allora io vado perché sono 1600 euro, 80 euro al giorno e vado per 20 giorni, 30 giorni. Però la maggior parte in estate sono fiere di 3-4 giorni, sempre venerdì domenica oppure giovedì domenica. E il gioco non vale la candela, capisci? Questo è il problema. Dovevo andare in Finlandia perché ieri hanno montato i banchi in Finlandia, però per motivi di famiglia non sono potuto andare, quindi ho saltato la Finlandia. Eh sì, mi sa che ci vuole ancora no. Comunque fatto sta che vedi da ieri a oggi, anzi nel giro di neanche 12 ore, due terremoti. Uno a Torino, che Torino non ci azzecca quasi nulla. In Sicilia vabbè, diciamo che è normale, ci può pure stare. Però troppi terremoti ultimamente, se ne sentono proprio se potrei dire tutti i terremoti al giorno dovrei stare qua tutto il giorno in diretta secondo me. E qua ogni mezz'ora, un'ora ci sta uno di un magnitudo 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 1. Dovrei stare qua tutti i giorni a dire ecco qua. Però diciamo quelli più un po' più significativi che fanno mettere paura. Sì, sì, ci sono stato, sì, sì. Lì ho fatto molte fiere, però portiamo prodotti che non ci stanno là, capisci? Tipo, facciamo il banco del Trentino Alto Adige, sai, lo spec, tutte queste cose, oppure il banco fiorentino con il prosciutto quello là fiorentino, tutte queste cose partite, oppure portiamo la porchetta, portiamo prodotti che in Sicilia non ci stanno. È inutile portare la stigliola e i cannoli lì. Facciamo così, facciamo il banco a tema, capisci? Allora, che ne so, facciamo il banco campano, ma il banco campano lo facciamo a Milano, perché a Milano la mozzarella non la trovano. Oppure se non possiamo andare a Roma a vendere la bacchia. Sì, sì, io c'ho un amico a Milano che tiene tutti, diciamo, i negozi di cannoli, arancini, lui è molto famoso, si chiama il Padrino e sta sotto il Duomo di Milano, lui è unico, secondo me chi è di Milano lo conosce benissimamente e questo è di Palermo, però vive da anni e anni diciamo, ai Navigli, non so se sapete i Navigli. I Navigli, diciamo, è una piccola parte di Milano in effetti. E lui sono anni e anni che sta lì, quindi diciamo si è fatto la fortuna vendendo cannoli, cassatine, pasta di mandorla e tutte queste cose qui buonissime, diciamo, la stigliola, il pane con la meuza, quindi tutte queste cose particolari. Quindi però quando vanno in Sicilia, diciamo, vendono cose che lì non ci sono. Quindi diciamo in effetti io a Napoli ho fatto il banco della porchetta ad esempio al Vomero quindi è una zona diciamo ricca di Napoli e 4 giorni ho lavorato alla grande perché ai napoletani come a noi salernitani piace mangiare quindi è un'altra cosa. Guarda, io la stigliola ero molto scettico sul mangiarlo, cioè sono i voltini di intestino di pecora col sedano. Sì, sì, salutamela, io devo dire come devo sbloccare sta situazione, che non la so come devo fare sta cosa. Sì, sì, ma guarda, ma io lo faccio di mestiere questo, quindi perciò ti dico, in effetti ho fatto la sagra della mortadella, avevo mortadelle di tutte le razze, mortadella di cinghiale, mortadella di Bologna, mortadella, come volevi facevo focacce con mortadella, focacce calde con mortadella.
Quindi ho fatto vari temi, diciamo. Invece in Finlandia facciamo il banco italiano, cioè dalla pelata alla pasta, tutto italiano, formaggio parmigiano reggiano, quella che di solito lì vale la pena andare perché lì sono 6 mesi, capisci? Ti immagina 80 euro al giorno per 6 mesi. Quindi allora quando succede qualche cosa lo so benissimamente perché ho amici in tutta Italia, quindi ora attualmente stanno in Sicilia, in Calabria, stanno in Campania, stanno a Roma, stanno a Milano, quindi diciamo che stanno a Firenze. Ho capito, in Corona, sì, ho capito perché non scrive, ci copiano l'account, sì, sì. Vabbè, ma non ti preoccupare, in Corona è quasi finita, è garantito stavolta, eh. Ieri il giudice quando sono andato si è arrabbiato di brutto, credimi. Purtroppo ha visto che noi abbiamo detto sempre che quelli non fanno niente, non fanno niente. Il motivo c'era perché non facevano nulla. Purtroppo il giudice, il PM, aveva ricevuto solo 2 carte dalla questura. E quindi giustamente questa non capiva la situazione reale quale era. E quindi ora si è fatta dare tutti i fascicoli che ci sono e ora giorni vedi la sorpresa poi fra poco. Poi dal giorno, ma poi ti faccio sapere. Poi quando sarà quel giorno faccio la diretta direttamente con me. Quindi facciamo la sorpresa poi facciamo. Facciamo una live direttamente dal tribunale. Comunque stavo dicendo ragazzi, ho amici in tutta Italia e quindi man mano mi sento su WhatsApp con gli amici, quindi diciamo che mi scrivono cosa che fai, che stai facendo, tutte queste cose così. E stamattina su WhatsApp ho letto Peppe, ci siamo cagati sotto, nel senso ci siamo messi paura, perché c'è stato un terremoto forte, mannaggia, chi ce l'ha fatto fare di venire qua, sai come si parla perché anche loro parlano napoletano, quindi ha detto ma chi mi ha fatto fare di venire? Che stiamo tanto bella a casa, cioè chi me l'ha fatto fare di venire, io stavo bene a casa, però purtroppo è per lavoro e quindi purtroppo si deve fare, quindi devono sopportare fino a lunedì e poi domenica sera devono smontare e partire subito, ha detto subito domenica via per Torino di nuovo. Anche se ho detto è strano fare fiere al sud perché di solito facciamo da Roma a salire, Roma, Firenze, Liguria. Una parte che non sono andato, come diceva Rosa, è il Friuli Venezia Giulia. Sì, 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 lo so già, quindi no, no, no. Ma vedi che ti dico la verità, già in queste ore non sto ricevendo più chiamate, non sto ricevendo più messaggi perché come ti ho spiegato il cerchio si è ristretto di parecchio stavolta. Stavolta è finito come si dice, lo scherzo sta finendo. Ringraziando Dio, la signora che ho trovato lì ha preso la cosa seriamente. Infatti 2 giorni ha fatto quasi di tutto questo. Quindi credo come ha fatto questo riuscirà, non dico, non voglio esagerare, in 10-15 giorni a risolvermi questa situazione. Perché ti dico che si è arrabbiata di brutto perché non aveva i fascicoli. Io avevo dei fascicoli che lei non aveva. Dice possibile che dopo da agosto 2018 io ho solo 2 fascicoli, mentre tu che vieni qua a parlare con me ne hai 9. E quegli altri 7 dice stanno venendo a piedi. Quindi ti dico che si è arrabbiata perché anche in effetti è responsabile lei della situazione, quindi lascio immaginare che se succedeva qualche cosa era anche colpa sua. Quindi si è proprio arrabbiata di brutto, ha messo in funzione proprio una macchina proprio. Quindi ti ho detto che fra poco finiamo sta storia, sta tarantella come la chiamo io. La signora ha detto 2 sole possibilità, va curata, ha detto, se non sta bene si va a curare.
Sì, sì, la stigliola è bella, sì, sì, però pure un pane con la meuz, Daniele, un pane con la meuz marinato con formaggio sopra, pure ci sta buono, no? Io il pane con la meuz, la verità, non avevo assaggiato perché mi faceva un po', sa? Poi quando l'ho mangiato ci sono ritornato, bello col panino quello là rotondo con la carta che assorbe lì. Ma è buono, è buono. A stigliolo invece un tuo piatto con limone, bello, bello, dico la verità. Infatti, ma io in Sicilia, sai quante volte ci sono stato? Cannoli siciliani, cassatini, guarda, mi è venuto lo schifo a me, perciò io la dieta non la posso fare, perché tu vedi il mestiere che io faccio, mi porta a mangiare, non posso fare a meno. Ad esempio, ti faccio un esempio, arrivavano i cannoli freschi e le cassatine fresche. Gli amici mi chiamavano, no? Dice, Giuseppe, cavolo, sono arrivati adesso, vieni a prenderlo, mangialo ora che è fresco, quindi che fai? Non lo mangi. E allora mangia queste. Arrivava ti faccio l'esempio, arriva la porchetta bella calda calda. Che fai una fettina, non la mangi? Oh no? Arrivava la porchetta di Arice sotto a banco che la portava la DHL, ma era calda, ti giuro. Che fai? Non mangi? Un po' l'assaggi, non ci prendiamo per culo, dai. Poi tutti i formaggi, il puzzone di Moena, il parmigiano 48 mesi stagionato, ma di tutto diciamo ci abbiamo. Il prosciutto, il speck, il prosciutto di Parma, la finocchiona quella bella fiorentina, sai quel salame. Che fai? Non mangi? È solo un pazzo non mangia, no. Non è per me secondo me. Quindi in effetti la dieta è sempre un sogno al finale. Che poi la faccio pure la dieta, perdo un sacco di chili e poi nel giro di poco li rimetto. Quindi dici vaffanculo, che ne perdo a fare, tanto li rimetto. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, speriamo che non mi chiama più nessuno per qualche cosa, che parliamo di altro semmai. Però vedi, in 12 ore due botte abbiamo fatto, Torino, Sicilia, cioè i due opposti diciamo. Abbiamo fatto l'estremo sud, l'estremo nord. Vabbè ragazzi, buona giornata e ci sentiamo se ci sta qualche bella notizia. Ma io di belle notizie purtroppo qui non è che ne do, eh. Purtroppo è più un'informazione che do che belle notizie. Quindi diciamo che le mie notizie non sono mai quasi buone purtroppo. Però giustamente come sempre ho detto non è perché io voglio dare solo notizie come dicono gli altri, tu dai solo notizie brutte, no. Io informo di quello che succede che la TV non dirà mai. Cioè difficilmente la TV ti dice a volte delle cose strane, la TV non ne parla proprio, quindi diciamo che la mia informazione non è perché voglio portare sfiga, perché figurati se voglio che il Vesuvio o i Campi Flegrei, io sto vicino ragazzi, io vado in seconda linea, dopo Napoli arriva Salerno, quindi non è che so pazzo che voglio morire io, però purtroppo è informazione e quindi la do. O buona o cattiva, ma purtroppo ragazzi vi giuro, le belle notizie, qualcuno mi dice ma dove stanno? Me le dite? Io la faccio la diretta sulla bella notizia, se mi dite una bella notizia io la faccio. Purtroppo non esistono nelle, come si chiama, nelle serie TV, le chiamo io. Quindi in effetti a me è un canale di informazione, quindi puoi stare sicuro che al 98% non è una bella notizia. Oppure può uscire ogni tanto è stata scoperta una cura per i tumori oppure una cura per il diabete, e questa è una bella notizia. Ma di solito non sono belle. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata. Ci facciamo un bel caffettino e ci mettiamo in moto. Ciao ciao.